Difficile la situazione del tessuto economico veneziano. Con le limitazioni imposte dal coronavirus aumentano le aziende artigiane a rischio fallimento. La curva del contagio in Veneto è in discesa da 13 giorni, ma le variabili sono troppe, così Zaia che sulla mobilitazione dei ristoratori dice: so che useranno il buon senso. Venezia si riapre venerdì 15, protesta con cui ristoratori e baristi si sono dati appuntamento per venerdì dalle 17:30 a Venezia tra cicchetti e cena nonostante i divieti. Il Veneto, prima regione in Italia per numero di tamponi molecolari effettuati dall'inizio della crisi pandemica, così il direttore generale della Sanità Veneta, Luciano Flor. Arriva nelle farmacie il nuovo test rapido a firma Federfarma Veneto per il tampone in regime privato, lo stesso che potrebbe diventare anche fai da te, al momento non legale in Italia. Le attività in vendita a causa della crisi provocata dal Covid come attrattiva ad infiltrazioni della malavita organizzata, l'appello degli albergatori veneziani. Nel comune di Venezia prorogata la sosta gratuita lungo le strisce blu e i parcheggi comunali per i primi 90 minuti. La proroga valida fino al 31 marzo prossimo. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In apertura dunque l'economia e la crisi provocata dall'emergenza pandemica sul tessuto economico dei nostri territori, e si fa sempre più difficile la situazione anche nel veneziano con le limitazioni imposte per il coronavirus e aumentano le aziende artigiane a rischio fallimento. Dal crollo dei fatturati si salvano parzialmente solo le aziende edili. Ormai è quasi un anno che i fatturati delle nostre imprese artigiane sono scesi veramente quasi a zero. Noi abbiamo parecchi casi, abbiamo un meno 70% medio, con casi di meno 84, 86, 86%. Alcune aziende sono proprio chiuse del tutto, quindi meno 100%. Bisogna resistere. Il direttore di Confartigianato Venezia, Gianni De Checchi, lo ripete spesso ai suoi associati e ai suoi collaboratori e in questo periodo economicamente disastroso ha finito con ripeterlo persino a se stesso. Da tempo nella sede di San Lio si incrociano storie di imprenditori sempre più sull'orlo del fallimento. È una situazione terribile in cui l'economia è stata di fatto azzerata. Per le nostre calli non passa nessuno, i negozi sono quasi tutti chiusi e la cosa forse più drammatica è che nel resto del nostro Veneto, credo anche nel resto del paese, penso anche a livello dei parlamentari, non si ha la percezione molto chiara della situazione veramente incredibile che stanno vivendo le città d'arte del nostro paese e Venezia in modo particolare. Venezia soffre più di tutti perché ha perso gran parte del suo tessuto sociale, sostanzialmente sacrificato sull'altare di un turismo di massa che per decenni ha comunque concesso una certa agiatezza, perlomeno fino a quando il coronavirus non ha azzerato quasi tutto. Venezia sarà un luogo dove parecchi esercizi saranno chiusi e potranno essere riaperti esercizi e attività di maggiore qualità, quello che tutti noi vogliamo, per chiamare un turismo di maggior qualità. Per fare questo ci vuole la volontà politica, amministrativa, ci vogliono idee chiare, ci vuole un tavolo, ci vuole una presa di coscienza da parte dell'amministrazione, un lavoro lungo, laborioso, difficile. E adesso insieme guardiamo queste immagini che sono appena arrivate. Torniamo un attimo indietro, eccole qui, l'auto dei carabinieri che scorta quello che vedete è l'ospedale All'Angelo, sta scortando appunto un furgone, all'interno le prime dosi del vaccino Moderna arrivate in Veneto. Sono 7.800 le dosi, un primo carico scortate dall'Arma dei Carabinieri arrivato
arrivato alle 15:35 nel sito di stoccaggio dell'USL Tre Serenissima, all'ospedale all'Angelo di Mestre, tramite Corriere Espresso. Fermiamo un attimo così vi faccio vedere esattamente le prime immagini, eccole qui, delle scorte, delle prime fiale, i 780 flaconcini contenenti 10 dosi ciascuno al loro interno sono ora custoditi nel freezer, lo vedete alle spalle del medico che tiene in mano il flaconcino dedicato, che si trova nella farmacia ospedaliera dell'Angelo. Le dosi sono conservate ad una temperatura di meno 20 gradi centigradi. Dunque, come è stato annunciato, è arrivato nel pomeriggio in Veneto le prime dosi di vaccino Moderna, che poi dall'Angelo verranno distribuite nelle varie aziende ospedaliere della nostra regione per continuare la campagna vaccinale. La curva del contagio in Veneto intanto è in discesa da 13 giorni, ma le variabili sono troppe. Così Zaia dice che non è finita e torna ad invocare i ristori, appoggiando di fatto la mobilitazione dei ristoratori. So, dice il governatore, che useranno il buon senso. Se ci fossero i ristori non ci sarebbe alcuna protesta. Io penso che sia fondamentale continuare a dire ai cittadini di non abbassare la guardia. Sì, è vero che sono 13 giorni di calo, però è altrettanto vero che la situazione può invertire tendenza e rotta in qualsiasi istante. E l'unica cosa da non fare oggi è pensare che sia finita. Non è finita, scandisce Zaia guardando alla curva epidemiologica in costante discesa da Capodanno, troppe le variabili a cominciare dalle mutazioni del virus, nelle ore in cui lo stesso ministro Speranza ha annunciato le linee guida del nuovo DPCM con la proroga dello stato di emergenza il 30 aprile e il mantenimento del sistema delle fasce. A tal proposito Zaia vede arancione. L'unica cosa che io so ad oggi è che noi avremo la zona arancione, dopodiché se ci sono delle variazioni nella scelta del CTS si dovranno essere documentate per capire quali saranno le fonti. Di certo è che se la fonte è il dato dell'incidenza dei positivi su 100.000 abitanti a settimana, è un dato che noi non condividiamo, perché è chiaro che da noi è più alto perché facciamo più tamponi, ma è matematico, non è un alibi. Le prossime ore saranno quindi cruciali per capire il colore dell'emergenza, così come il futuro del governo, un caos politico-istituzionale con Zaia che fissa alcuni punti fermi. In questo momento ci vuole senso di responsabilità, lo dice una persona che ha sempre sostenuto che il voto sia sanificatorio. In un momento come questo pensare di affrontare una campagna elettorale la vedo veramente tragica, anche perché conosciamo quali sono le modalità di questo Paese nell'affrontare le campagne elettorali. Ma la partita politica è connessa a quella economica, leggi i ristori, anche alla vigilia delle diverse iniziative di protesta degli esercenti. Tutte queste proteste nascono da un fatto che se i ristori ci fossero e fossero reali e ci fossero in tempo reale, penso che nessuno penserebbe di riaprire. E siccome sono persone per bene, l'unica cosa che chiedo e auspico è che qualsiasi forma di protesta sia, ma so che lo fanno, sia assolutamente rispettosa delle regole della sanità. Mi devono considerare al loro fianco. Venezia si riapre venerdì 15. Con questo slogan ristoratori e baristi veneziani si sono dati appuntamento per dopodomani, venerdì 15 appunto, dalle 17 a Venezia, al Sestiere Santa Croce tra Campo San Giacomo e Rio Marin, per la cosiddetta giornata della riapertura, come forma di protesta al DPCM del Premier Conte con le sue chiusure, occasione in cui alcuni locali apriranno le porte ai clienti per aperitivo con cicchetti e cena. Il Movimento Libertario, questo è il nome dei Ristoratori Uniti, in collaborazione con gli esercenti di Venezia ed altre associazioni, chiama a raccolta tutti coloro che vogliono riappropriarsi della loro vita e della libertà persa da oltre 10 mesi, si legge nell'appuntamento via social. Intanto le attività in vendita a causa della crisi provocata dal Covid possono esercitare una forte attrattiva per le infiltrazioni della malavita organizzata. L'associazione veneziana Albergatori lancia un appello ai suoi iscritti. Noi abbiamo lanciato un messaggio ai nostri soci: se avete un acquirente vendete pure, voglio dire, non è che l'associazione vi dice di non fare i vostri interessi, però nel momento in cui avete un dubbio rivolgetevi alle forze dell'ordine, oppure rivolgetevi anche in associazione. L'associazione ha i suoi canali aperti con le forze dell'ordine evidentemente e possiamo fare noi da passaparola. L'allerta è massima sia da parte delle forze dell'ordine che delle associazioni di categoria, perché le proprietà di attività legate al turismo che non sopravvivono
sopravviveranno ad una crisi che prosegue oramai da un anno finiranno inevitabilmente in altre mani e il rischio di infiltrazioni malavitose, tradizionalmente attratte da un comparto che può rivelarsi altamente remunerativo, rappresenta più di un sospetto. Penso soprattutto a quelle imprese familiari che hanno il problema proprio di pagare gli affitti, il problema di sopravvivere e quei soggetti che non sono grandi catene internazionali che possono gestire le perdite magari grazie a riserve, a bilancio e via dicendo. Proprio questo tipo di imprese familiari secondo me è più a rischio. Gli alberghi sono attività che a Venezia appartengono a tante proprietà di diverso genere, italiane ed estere, caratteristica fisiologica di ogni capitale internazionale del turismo. Quello che può non andare bene è che arrivino soggetti non graditi, e qui mi fermo, soggetti indesiderati che magari con capitali illeciti cerchino di comprare e dopodiché, finita questa crisi, perché finirà certamente nell'arco di 6 mesi, 6-12 mesi, ci ritroviamo con una città che riprende ma in cui il tessuto imprenditoriale non è più pulito, non è più quello di una volta, ma è un tessuto spurio che è fatto di soggetti che la città non gradisce. La Guardia di Finanza di Venezia, ad esempio, è impegnata in un attento monitoraggio di attività acquistate o aperte con capitali provenienti dall'estremo oriente. Il pericolo comunque può arrivare da ovunque. La cosa importante è segnalate, lo dico anche qui in questo momento, segnalate alle forze dell'ordine o alla vostra associazione, l'Associazione Veneziana Albergatori, i vostri sospetti. È meglio un sospetto in più che un delinquente poi proprietario di un grande stabile alberghiero all'interno della nostra città quando la crisi sarà finita. Andiamo a leggere ora insieme il bollettino di Azienda Zero con i dati sulle positività e i ricoveri nella nostra regione. Nelle ultime ore rispetto al report della mattinata sono 821 i nuovi positivi nella nostra regione. Nel complesso nelle 24 ore sono 2004 i positivi registrati. 47 invece le persone che purtroppo hanno perso la vita nelle ultime ore in Veneto. Per quanto riguarda invece la provincia di Venezia sono 407 i nuovi casi di positività nelle 24 ore, mentre sono 159 guardando le ultime ore, quindi rispetto al bollettino di questa mattina. Sul fronte ricoveri sono 2.951 le persone ricoverate in area non critica, 358 invece i pazienti in terapia intensiva, naturalmente negli ospedali regionali. Risponde alla diffida del sindacato dei medici il direttore generale della sanità Luciano Flor. Spiega anche il perché del differente utilizzo sui 2 tipi di test, stiamo parlando di test rapido o tampone molecolare, rivelando come il Veneto sulla ricerca dei positivi al virus si trovi al primo posto in Italia. La regione italiana che fa più tamponi molecolari è il Veneto, 3.500.000 tamponi molecolari fatti da inizio epidemia, dai 17 ai 20.000 al giorno. Quando ne facciamo pochi andiamo qualche settimana a 12.000, quando ne facciamo tanti andiamo a 23.000. La precisazione del direttore generale della sanità veneta che ha incaricato le ULSS di comunicargli la capacità giornaliera di esecuzione dei tamponi molecolari, con l'attesa di appena 24 ore. Perché io non accetto di fare tamponi molecolari e avere il referto a 5 giorni. Lo voglio entro il giorno dopo. E quindi abbiamo un dato e sappiamo di poter fare dai 19 ai 21.000 tamponi molecolari al giorno se refertati entro il giorno dopo. La specifica, vista la diffida della NAO Veneto, il sindacato dei medici, che chiede l'utilizzo dei molecolari sul personale sanitario anziché del rapido. Noi seguiremo pedissequamente quello che dice la circolare ministeriale. Questa è la nostra risposta. Da qui il perché sul distinguo tra i 2 tipi di test. I tamponi rapidi sono e vengono utilizzati per screening, i tamponi molecolari per diagnosi, per conferma e per sicurezza. I tamponi rapidi non sono una sostituzione, sono un'aggiunta e sono un'integrazione. Quindi la questione terapie intensive con i 700 posti attivi di cui da stamane 91 liberi. Vuol dire che dei 700 attivi ne stiamo occupando 610. Il Veneto si trova nel 13° giorno di calo dei posti letto occupati in terapia intensiva. Se il trend dovesse continuare così da venerdì, si valuterà se ridurre o meno tali posti per ripristinare l'attività chirurgica. Infine il vaccino con le scorte di Moderna già arrivate. C'è una riunione tecnica con le aziende
per stabilire le modalità di primo utilizzo delle circa 8.000-7.800 dosi del vaccino Moderna che riceviamo oggi. E vi abbiamo infatti mostrato le prime dosi arrivate nel pomeriggio, scortate dai carabinieri all'ospedale All'Angelo di Mestre. E a proposito di test o tamponi, arriva nelle farmacie il nuovo test rapido per il tampone in regime privato, lo stesso che potrebbe diventare anche test fai da te. Adesso lo provo a fare io, quindi solo sulla fossa nasale. Si prende la boccetta, si intinge. 1, 2 gocce. C'è una lineetta. E quindi è molto buono. Vuol dire che ha funzionato, ma non ci sono le 2 linette che sono positive e io sono negativo. Eccolo il test rapido di ultima generazione. Da oggi, con la firma tra Federpharma, azienda produttrice e distributore, sarà possibile impiegarlo nelle farmacie, 200 al momento in tutto il Veneto, che hanno aderito all'accordo con la Regione siglato 2 settimane fa. Il servizio è rivolto a tutti quei cittadini che vogliono usufruirne in regime privatistico, a un prezzo calmierato che abbiamo concordato con la Regione, che è di 26 euro, e è sufficiente prenotare il servizio in farmacia. Si effettua con un tampone rapido nasale e con una risposta immediata. Ad oggi sono circa 5.000 tamponi eseguiti nelle farmacie che ora con il nuovo metodo potranno incrementare il servizio. Questo è il tampone, per intenderci, presentato in anteprima a metà novembre dal presidente Zaia e dal coordinatore delle microbiologie del Veneto Roberto Rigoli. Così semplice e veloce da fare che fu subito etichettato come test fai da te. Questo è un test praticamente approvato, è un test che praticamente sarà l'unico che arriverà presto in autodiagnosi. Ma l'autodiagnosi, ovvero la possibilità di farsi il test da soli, magari a casa propria, è ancora al vaglio dell'Istituto Superiore di Sanità. Al momento il tampone viene eseguito solo in farmacia da un infermiere e sul fai da te è la stessa Federpharma a precisare. I veneti hanno dimostrato di essere molto responsabili e coscienti, però è evidente che se non il cittadino si fa un tampone da sé a casa, il fatto che poi dia riscontro di un'eventuale positività è lasciato alla sua coscienza personale. Sia l'autoanalisi dunque, ma meglio se contestuale all'acquisto del test e sotto la supervisione di un farmacista. Perché la farmacia potrebbe, attraverso il portale regionale, garantire comunque la tracciabilità di questi tamponi. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Il Comune di Venezia è in cerca di spazi da mettere a disposizione delle ULSS del territorio da utilizzare per la campagna vaccinale contro il Covid. Serrati gli incontri in queste ultime ore tra Cafarsetti e l'azienda sanitaria ULSS 3 Serenissima. È necessario capire quali tra gli spazi comunali disponibili possono essere utilizzati per la campagna vaccinale contro il Covid. Per organizzare all'interno le operazioni di vaccinazione della popolazione, che nelle prossime giornate vedrà ovviamente impegnata in prima linea l'azienda sanitaria. Con l'occasione vogliamo davvero ringraziare tutte le persone che stanno operando per garantire la vaccinazione agli operatori sanitari e a tutte le persone che opereranno nei prossimi giorni per arrivare a vaccinare quanta più popolazione possibile. Già scartata l'idea e la possibilità degli impianti sportivi e palazzetti dello sport che, essendo già in uso per le proprie attività, non potranno essere al contempo per quella di vaccinazione, la cui durata è previsto, come è noto, si protrarrà a lungo. Per fare in modo che la campagna vaccinale possa svolgersi al meglio. In queste ore appunto stiamo individuando e comunicando all'azienda delle possibili località e dei luoghi, degli immobili che possono essere adibiti e utilizzati per una massiccia campagna vaccinale. Le comunicazioni all'ULSS in serata con le ipotesi di spazio che non ho escluso possano contemplare anche Forte Marghera a Mestre, di recente già utilizzato. Come fatto anche per i tamponi all'epoca per le grandi screening di popolazione, per riuscire a garantire il pieno e perfetto svolgimento delle operazioni di vaccinazione. La chiusura dei musei civici veneziani arriva in Parlamento attraverso un'interrogazione presentata dal deputato Nicola Pellicani. Dire al mondo che Palazzo Ducale sarà chiuso equivale alla dichiarazione di resa, come dire che a Parigi il Louvre non aprirà.
Dopo aver alimentato un vivace dibattito in città e aver attirato l'attenzione della stampa internazionale, la chiusura degli 11 musei civici veneziani, prolungata fino ad aprile, approda anche in Parlamento, attraverso un'interrogazione al Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, presentata dal deputato Dem Nicola Pellicani. Venezia è una città ferita, messa in ginocchio prima dall'acqua alta eccezionale e poi dall'emergenza Covid. L'economia cittadina è stata pressoché azzerata. In questo contesto il sindaco ha deciso di tenere i musei civici chiusi fino ad aprile 2021, non per ragioni legate alla diffusione dei contagi, la cui evoluzione è difficilmente prevedibile, ma per questioni di budget, nonostante la Fondazione Musei abbia beneficiato dallo Stato di un ristoro di circa 8 milioni, che le hanno consentito di mantenere i conti in ordine. L'economia cittadina, basata su una monocultura turistica, ha aggiunto Pellicani in aula, è ferma con danni incalcolabili che l'annuncio della proroga della chiusura dei musei non farà che alimentare, danneggiando l'immagine della città. Una decisione peraltro in contrasto con quanto accade ad altre importanti realtà pubbliche museali cittadine. Appena possibile, signor Presidente, riapriranno i musei statali. A Venezia apriranno le gallerie dell'Accademia, ma non Palazzo Ducale, nonostante sia un bene prezioso dello Stato gestito dal Comune in base a una convenzione che pone obblighi precisi che pare che il Comune non abbia rispettato. Bisogna perciò raccogliere gli appelli della comunità internazionale per riaprire appena possibile i musei civici. La cronaca, la Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato oltre 16.500 articoli di abbigliamento con marchi contraffatti destinati alla vendita in tutta Italia. A far partire l'operazione la convenienza di prezzo con cui un veneziano pubblicizzava e vendeva mascherine di stoffa di note marche d'alta moda sul proprio profilo social. Le indagini hanno portato ai suoi fornitori, i responsabili del traffico sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Venezia. Dopo un inutile tentativo di fuga per scampare all'ennesimo arresto, le manette si sono strette ai polsi di un 21enne tunisino scoperto con 171 grammi di eroina dagli agenti del commissariato di polizia di Mestre. Già arrestato a settembre, per spaccio è stato colto in flagrante con un acquirente in un'area verde di Favaro e arrestato al termine di un inseguimento nel bosco. Sono responsabili di almeno una decina di furti e rapine tra le province di Padova, Venezia e Rovigo, 3 nomadi arrestati in queste ore dai carabinieri. L'indagine dei carabinieri è partita da uno scippo finito in rapina avvenuto ai danni di una donna nel giugno scorso a Conche di Codevigo. Grazie alle telecamere i militari avevano rintracciato i responsabili del colpo che aveva causato alcune ferite al volto della malcapitata derubata della borsetta. Una rapina che ha permesso ai carabinieri della compagnia di Piove di Sacco di fermare un'intera banda di nomadi che avrebbe compiuto almeno 10 furti a bordo di un'auto tra le province di Padova, Venezia e Rovigo. Tra i giovani, il più anziano ha 21 anni, il più giovane ne aveva 16 a giugno, sono stati arrestati. Al quarto componente della banda è stato imposto l'obbligo di dimora. Nel Comune di Venezia prorogata la sosta gratuita lungo le strisce blu per i primi 90 minuti, permangono quindi per tutto il 2021 due sole zone tariffarie, una da 1,20 € e una da 0,80 €. La prima vale per la zona tariffaria 1 di Mestre, la seconda per le zone 2 e 3 di Mestre, Lido, Marghera Vega in via Camarcello. Si provvede poi a ribadire la tariffa giornaliera di 1 € nei parcheggi scambiatori di via Castellana e di via Santa Maria dei Battuti e la gratuità per il periodo dalle 13 alle 15 di tutti i giorni del lunedì al sabato. Questa proroga è valida fino al 31 marzo. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Benvenuti al meteo. Una massa d'aria fredda proveniente dalla Russia si propaga verso l'Europa, estendendosi anche sull'Italia e dunque al nord-est, dove il tempo sarà buono, ma il clima davvero freddo. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 14 gennaio. Sul Veneto precipitazioni assenti, nelle prime ore sono previsti alcuni addensamenti nuvolosi, specie sulle zone montane e pedemontane. Non si esclude anche qualche occasionale banco di nebbia in pianura, per il resto tanto sole con cielo da poco nuvoloso a sereno. L'eruzione artica avrà conseguenze soprattutto sulle temperature, le minime infatti saranno sotto lo zero su tutte le province della nostra regione, le massime invece si attesteranno tra i 5 e 6 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque, anche qui solo con qualche locale addensamento, ma sarà del tutto innocuo.
Temperature minime sopra lo 0 solo a Trieste, valori massimi invece sui 6-9 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, sarà asciutto e soleggiato, locali nevicate a bassa quota sui settori alpini di confine. Temperature minime sui -7-5 gradi, massime sui 3 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.